quindi è il momento per far sentire la voce del nostro territorio, in particolare quella della città di Portogruaro, ove ha sede uno dei due ospedali principali, diciamo così, che ci sono, due dei quattro che nella nostra ULSS insistono per servire circa 200, poco più di 200.000 abitanti. I gruppi consigliari a nome dei loro capigruppo si sono riuniti e insieme hanno deciso di dare il via a due iniziative. Una, il Consiglio Comunale, un nuovo Consiglio Comunale, e un'altra, una raccolta di firme che diciamo, coinvolga la popolazione, renda partecipe la popolazione a sostegno dell'iniziativa che l'amministrazione comunale sta portando avanti. A questa iniziativa abbiamo insieme deciso anche di coinvolgere tutti i sindaci dei comuni del portoghese, affinché sostengano quelle che sono le ragioni e i bisogni di salute del nostro territorio. Il Consiglio Comunale dovrebbe grosso modo tenersi verso il 20 di febbraio. Stiamo contattando l'assessore alla sanità Luca Coletto, che è stato invitato, il presidente e il vicepresidente Leonardo Padrin, presidente della quinta commissione che è competente in materia, e il vicepresidente Claudio Sinigaglia, uno del Partito Democratico e l'altro del PDL. L'invito è stato rivolto anche al direttore generale dell'azienda ULSS Stocco e al presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 10. Queste persone dovrebbero essere in grado di dirci, o almeno di chiarire le idee su che cosa sta succedendo in sede regionale, appunto nella discussione che si sta facendo per la riorganizzazione per questo nuovo piano sociosanitario, in particolare per quanto riguarda la nostra zona. Noi abbiamo cercato di avere informazioni dirette, alcune ne abbiamo avute, altre tante ne sono comparse sulla stampa e sono molto contraddittorie, per cui il senso del Consiglio Comunale era quello di chiedere a coloro che in prima persona diciamo, sono deputati a gestire degli organi decisionali, di chiedere qual è lo stato dell'arte. Per dire che per quanto riguarda il Consiglio Comunale, come anticipavo previsto per il 20, sono stati presi contatti con coloro che dovrebbero essere seduti al tavolo e dovrebbe dare le risposte, l'assessore alla sanità Luca Coletto, che ci ha informato che lui non potrà esserci con ogni probabilità, ma che manderà un suo delegato. Sono stati contattati anche presidente e vicepresidente, invitati appunto Leonardo Padrin e Claudio Sinigaglia. Il direttore generale mi ha detto questa mattina, la segreteria del direttore mi ha detto che il 20 ed il 21 il dottor Scutocco ha impegni fuori sede, che comunque mi saprà dare una risposta. Penso che non ci siano problemi con il presidente della conferenza dei sindaci, Andrea Tammai.